tenevo a dire perché abbiamo fatto questo convegno. Noi siamo nati nel 2013, abbiamo organizzato con alcune associazioni un convegno sulle indicazioni nazionali, molto ben riuscito, e poi da lì è nata l'idea di costituire il forum. Abbiamo copiato un po' dal Piemonte, che però inarrivabili per noi, abbiamo fatto una cosa molto più contenuta, molto flessibile, ma prima mi ha spiegato delle cose il collega, per cui faremo tesoro anche delle cose che mi ha spiegato prima. Ci abbiamo messo un anno a lavorare fra di noi, perché abbiamo detto che dobbiamo prima capire bene cosa vogliamo fare e capire quali erano le idee che ci tenevano insieme. E abbiamo chiuso questo lavoro nel 2014 con un documento in cui ci siamo riconosciuti e abbiamo descritto che cosa pensavamo anche della scuola. L'obiettivo nostro era dare valore alle professionalità della scuola, perché riteniamo che le professionalità in atto nella scuola sono una risorsa fondamentale, voi lo sapete meglio di me, perché la scuola faccia le cose che deve fare, che sono poi quello che vi dice la Costituzione. Chiuderò su questo. Abbiamo in quel documento definito un po' cosa pensavamo del dirigente, che abbiamo scritto nel documento che abbiamo preparato, ma anche del lavoro del docente, e abbiamo anche detto che anche il personale ATA è personale importante che deve avere una notevole preparazione culturale e professionale. In realtà in questi anni abbiamo lavorato in modo un po' indiretto sulle professionalità. Noi organizziamo in genere 2 convegni all'anno, spesso qui a Treviso, li prepariamo così. Lo dico perché il metodo a me, ma a tutti noi, è sembrato importante. Decidiamo qual è il tema, ci confrontiamo fra di noi, non sempre è semplice, a volte è un po' più complicato, alla fine proponiamo anche a tutti un documento che dice quello che pensiamo, e pensiamo che sia una cosa che può essere utile anche per le nostre scuole. Abbiamo lavorato molto sulla valutazione degli studenti, sulla valutazione di sistema, abbiamo anche inviato delle proposte prima che venisse emanato il decreto legislativo sulla valutazione. Pensavamo come associazioni, la proposta che abbiamo fatto fra le altre è di abolire i voti nella scuola primaria, che riteniamo non servono, e di abolire anche la bocciatura nella scuola primaria. Per ragioni varie, insomma, non siamo stati ascoltati perché qualcosa è rimasto. Questo è il primo convegno che facciamo sulla professionalità e abbiamo deciso di partire dai dirigenti scolastici. Non abbiamo, come vedete, avuto un grande successo, nonostante le competenze elevate dei relatori che abbiamo e che ringrazio davvero di cuore, perché pensiamo in realtà che il dirigente è un ruolo centrale dell'istituzione scolastica. Quello che sta avvenendo in questi anni pare a noi, e abbiamo voluto metterlo nella premessa al nostro documento con molta chiarezza, perché pensiamo che in questi anni la scuola è stata un po', secondo noi, lasciata sola. Le autonomie scolastiche sono state notevolmente mortificate, c'è ancora un intervento, pare, insomma, molto direttivo da parte del Ministero. Intanto ricordo che il ministro Berlinguer, l'ex ministro Berlinguer, dice che bisognerebbe bruciarlo il Ministero, insomma, dargli fuoco, non materialmente immagino. Una volta ha detto un convegno che avevo introdotto, ha detto: ho costituito un'associazione per bruciare i banchi delle scuole. Siccome c'era anche il vice sindaco lì, era preso un po' di paura, insomma, era una metafora per un'altra idea di scuola. E pensiamo che, insomma, io sono in pensione da qualche anno, come molti dei colleghi del forum, che siamo dirigenti scolastici, però davvero pensiamo che siamo in una fase in cui ci sembra davvero difficile, quasi impossibile esercitare il ruolo del dirigente scolastico che anche le leggi chiedono, nonostante ci siano, che lo sappiamo, colleghi impegnatissimi. Abbiamo fatto, per preparare questo convegno, un forum con alcuni colleghi che ci hanno spiegato un po' quello che succede. Il problema non sono solo le reggenze. In un convegno recente a Firenze il professor Baldacci ha usato un termine forte per definire le reggenze, ha detto sono il tumore delle istituzioni scolastiche, ma anche il dimensionamento. Al momento che tu cominci ad avere istituti di 1500, 1600, la legge prevede ancora 900 di media, è complicato fare il ruolo che noi pensiamo debba essere quello del dirigente, che poi Cinzia vi spiegherà illustrandovi il documento. Allora sapevamo, insomma, che i dirigenti ci avrebbero detto: ma insomma, nelle situazioni in cui siamo, voi ci parlate di un'altra idea di dirigente. Abbiamo deciso di rilanciare un'idea di dirigente che secondo noi è sufficientemente coerente con il profilo
dell'articolo 25 e che però è rimasta un po' mortificata, come sono rimaste mortificate le scuole, dentro procedure e adempimenti impossibili. Allora abbiamo provato a rilanciare. Facciamo una proposta, pensiamo che su questa proposta ci si possa confrontare. Il segno che ci siano, stamattina ci sono, davvero facciamo tutti gli auguri ai candidati al concorso per il prossimo, cioè sono già in pista per la verità, stanno aspettando la data della prova orale dopo che sono state corrette le prove scritte. Intanto raccontavo prima che al convegno di Firenze c'erano alcuni corsisti e intanto dopo aver sentito la relazione sulle responsabilità, su questa cosa, gli si domandava: siete proprio convinti di fare i dirigenti scolastici? Ma qualcuno è ancora qui, quindi vuol dire che sono convinti. Bene, insomma non ignoriamo i problemi, ma ci pare importante rilanciare su questo profilo. E perché ci pare importante? Perché siamo convinti, e più davvero, che alla scuola servono bravi dirigenti, docenti molto formati, personale ATA formato professionalmente e culturalmente. In queste condizioni la scuola può esercitare il ruolo che la Costituzione gli affida, e io la dico sempre così. Un articolo faro della Costituzione secondo me è l'articolo 3, che sapete bene ha 2 commi: tutti i cittadini sono uguali senza distinzione, e poi c'è il secondo comma che dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Mi è capitato di dire ogni tanto che a me piacerebbe che sul frontone delle scuole ci fosse scritto: è compito della Repubblica, perché questo è il compito della scuola. O la scuola fa quel lavoro lì, e lo fa certo attraverso anche gli insegnamenti disciplinari, e se no davvero non si capisce bene che cosa serve. Ed è per questa scuola che noi abbiamo cercato di lavorare. Vi ringrazio.